Vincere per consolidare le zone nobili di classifica e non perdere ulteriore terreno dalla vetta. Il Città di Villafranca è una delle grandi protagoniste in questo inizio stagione. I biancoverdi occupano il secondo posto in graduatoria a quota 10 punti a pari merito con il Città di Mistretta. Al Marullo di Visconti va in scena la quinta giornata del campionato di promozione contro Atletico Messina. La compagine ospite si trova a metà classifica a quota 4 punti ed è reduce dal pareggio per 1-1 contro il Città di Calati. Città di Villafranca che si schiera con Giuffrida, Gemellaro, Cordimag, Bonda, Romeo, Gazzetta, D'Angelo, Visconti, Riccardo Libro, Mangano, Marco Libro. Primo tempo che si apre subito col Villafranca in avanti da Riccardo, Marco Libro. Il pallone finisce alto al 10°, cross di Romeo. Il pallone in zona Foti che tocca verso la propria porta, brivido per la porta biancazzurra. Minuto 16, ancora Città di Villafranca che ha iniziato sicuramente meglio. Marco Libro prende la mira dalla distanza, vola Previdi e allontana il pericolo. Minuto 22, Cuscina arma Farina a destra, il pallone in area di rigore, Farina lo rimette in mezzo e c'è la deviazione di Romeo in calcio d'angolo. Minuto 26, palla dentro di Gemellaro, c'è il tocco di Bancheri, il pallone che sfiora il palo e ancora una volta una clamorosa autorete. Minuto 29, l'angolo delle Città di Villafranca, Marco Libro per Cordima che colpisce il palo calciando al volo. Grande chance per il capitano biancoverde. Al minuto 33 però ci sono dei problemi per il duo tecnico Cannao Mazzeo, fuori Marco Libro, tocca a Iovine, 35esimo, conclusione che viene sventata da Giuffrida. L'Atletico Messina è sornione ma c'è attenzione però alle trame del Città di Villafranca che al 39esimo da Cordima a Romeo si libera con una bella giocata, Gemellaro gli restituisce il pallone, il numero 3 va a calciare, la mette fuori. Minuto 42, Cordima avvia l'azione mettendo a sinistra da Romeo, cerca il lungolinea su Visconti che irrompe in area di rigore davanti a Previdi, lo batte sul primo palo e il gol dell'1-0 del Città di Villafranca. A 3 dalla fine del primo tempo si sblocca il risultato con questo gol in scivolata da parte di Visconti, perfetto però anche il lungolinea di Romeo per l'assist. Si festeggia l'1-0 a Visconti. Nel frattempo termina il primo tempo, 1-0 dunque per la formazione che adesso è la vice capolista del girone. Inizia la ripresa, la Corte incorna il pallone sul fondo su cross dalla sinistra, poi entra Costa ed esce D'Angelo. 58esimo, Gazzetta allarga il pallone a destra per Riccardo Libro, 1 contro 1 col diretto avversario, poi dà uno sguardo in mezzo, la mette col mancino, c'è l'inserimento per il colpo di testa di Gazzetta. Super Previdi dice no. 61esimo, Atletico Messina che prova a rientrare in partita, il pallone aperto a destra dove Farina supera il diretto avversario, va alla conclusione in due tempi, il portiere Giuffrida la sventa. Minuto 62, chance per Di Vincenzo al posto di Gemellaro. 65esimo, calcio di punizione di Riccardo Libro, il pallone è disinnescato da Previdi. Minuto 68, contropiede dell'Atletico Messina che trova scoperto il Città di Villafranca, il lancio è per la Corte con la fascia di capitano, viene fermato sul più bello. Siamo al 70esimo, entra Jacubu, fuori Santi Mangano. Minuto 75, tocca a Malan per Riccardo Libro. 84esimo, palla per il neo entrato Malan che di tanco serve Gazzetta, para Previdi ma era già tutto fermo per posizione di fuorigioco. Finisce così al Marullo di Visconti ancora un successo per il Città di Villafranca che piega 1-0 Atletico Messina. Decide Visconti. Amici di Visconti un cordiale saluto e come sempre alla prossima.